Buongiorno, ben ritrovati, buon inizio di settimana a tutti voi telespettatori di Antenna 3, la nostra prima edizione con tantissime notizie di cronaca da raccontarvi. Prima però, come sempre, come ogni lunedì e martedì, vi mostriamo fin da subito qual è il sondaggio di oggi che riguarda la politica e che avrà il suo esito questa sera, come sempre, a Ring con Ferdinando Avarino. È stato il weekend, la 2 giorni dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale a Roma, con i punti cardine del partito del generale Vannacci, e non sono mancate le polemiche e i dibattiti, basti pensare alla frase sul femminicidio, ma c'è di fronte questo movimento, c'è di fronte questo partito con il quale il centrodestra deve avere a che fare, si deve confrontare. E allora cosa vi chiediamo? Vi chiediamo: Vannacci deve allearsi con il centrodestra? Quale strategia migliore per Futuro Nazionale? Sì, 0422 162 6691, oppure no, 0422 162 6690. Come sempre le chiamate sono gratuite, non preoccupatevi se sentite il telefono occupato, perché il nostro sistema registra la vostra scelta. Quindi da adesso cominciate pure, e lo potete fare anche nel proseguio della giornata, anche durante i TG di questa sera, a dire la vostra. Insomma, di fronte a un bivio, poi cosa dovrà fare Vannacci? Cosa conviene fare a Vannacci e cosa conviene evidentemente anche al centrodestra? Sarà uno dei temi che Ferdinando Avarino affronterà questa sera a Ring, non l'unico certamente. E allora la cronaca, lo dicevamo, ci sono tante notizie di cronaca. Peraltro, a proposito di politica, è in corso in questi minuti, sta per iniziare a Ca' Farsetti la conferenza stampa del neo sindaco di Venezia Simone Venturini, che presenta la giunta dopo giorni di attesa. Domani c'è il primo consiglio comunale, quindi ci collegheremo anche per capire se il toto giunta di queste settimane, di questi giorni, ha trovato una sua concretezza. Ma noi non possiamo non partire dalla tragedia, dal terribile omicidio di San Stino di Livenza, che abbiamo raccontato ieri nel nostro telegiornale con Christian Arboit. Ci sono ovviamente tanti elementi ancora di cui discutere. Peraltro oggi ci sarà la richiesta di convalida del fermo del 17enne di San Stino di Livenza, reo confesso dell'omicidio. Scadono infatti nella serata di oggi, tarda serata, i termini per procedere. Da quel momento ci saranno altre 48 ore per fissare l'udienza di convalida, e il ragazzo, a quanto pare, è nel frattempo ospitato in una comunità per minori nella provincia di Treviso. Ci sono tanti elementi sui quali ovviamente indagare in questa terribile storia, a partire dalla ricerca del corpo della donna gettato nel torrente Malghera. Allora, tutti gli ultimi aggiornamenti, e poi anche rivedremo ovviamente il racconto dell'omicidio con il nostro Federico De Rossi insieme a Michele Zanette da San Stino di Livenza. Buongiorno Federico. Sì, buongiorno Nicola e ben ritrovati da San Stino di Livenza. Come vedete dalle immagini siamo nei pressi del canale Malghera, dove proseguono proprio senza sosta le ricerche del corpo della vittima, Chiara Guerra, professoressa 53enne, molto conosciuta su tutto il territorio. È stato messo in campo un ulteriore dispositivo, un dispositivo rafforzato proprio dei vigili del fuoco. In questi momenti, dalle immagini di Michele Zanette, state vedendo il reparto SAF con i gommoni presenti anche lungo il canale, sommozzatori e droni, ed è atteso proprio tra qualche minuto nuovamente, come la giornata di ieri, anche l'elicottero Drago da Venezia, che in qualche modo seguirà il corso d'acqua fino alla foce e poi al mare Adriatico, anche perché il corpo è stato gettato proprio nella serata di giovedì, quindi sono passati davvero ancora tanti giorni. Parlando qui sul posto con le forze dell'ordine, in alcuni tratti il canale è alto 4 metri, poi in questi giorni ci sono state diverse maree che hanno alzato e abbassato il livello proprio dell'acqua, quindi sono minuti decisivi proprio per ritrovare il corpo della vittima. Ovviamente il paese è sotto shock per questo terribile omicidio
omicidio che ha sconvolto tutta la comunità. Andiamo proprio con ordine a ricostruire proprio quanto accaduto nella giornata di giovedì. È una vera e propria task force quella messa in campo per recuperare il corpo di Chiara Guerra, con uomini e mezzi che sono arrivati da ogni angolo del territorio dopo la confessione del nipote 17enne resa nottetempo davanti ai carabinieri, l'ammissione di aver ucciso la zia, di averlo fatto con un coltello da cucina nell'imponente villa di famiglia in via Fratelli Cervi, poi di essersi sbarazzato del suo corpo nel canale Malgher a circa 1 chilometro dal luogo del delitto, trasportandola pare su una carriola, scene dell'orrore che gli inquirenti coordinati dalla Procura dei Minori di Trieste, competente per il Veneto orientale, stanno verificando con meticolosità assoluta, vista anche l'età del killer che diventerà maggiorenne fra pochi mesi. All'origine dell'omicidio ci sarebbe un rimprovero avvenuto in un clima già esacerbato da questioni economiche dovute alla gestione del patrimonio familiare. Da un lato la donna, dall'altro il fratello, padre del ragazzo, lo stesso 17enne pare avanzasse delle pretese, di certo una convivenza difficile nonostante l'ampiezza degli spazi e la distribuzione su più immobili. Ma una famiglia per bene, quello è il problema. Non era problemi di soldi, era problemi di incomprensione tra fratelli probabilmente. Incomprensione, perché recentemente hanno fatto anche la divisione della parte del perimetro dell'area per che ognuno conosca il suo. Il movente comunque resta da appurare e per questo si stanno sentendo i familiari. Quanto alla dinamica, la lite tra zia e nipote sarebbe avvenuta giovedì pomeriggio all'interno della legnaia nel parco della villa. Qui sarebbero state trovate macchie di sangue nonostante il ragazzo avesse tentato di ripulirle. Da capire se sia stato anche inscenato un furto. Parte della casa sarebbe stata ritrovata a soqquadro, forse un tentativo di sviare le indagini. Il giovane inoltre avrebbe una sospetta frattura al polso, a questo punto compatibile con una colluttazione. Il medico legale Antonello Cirnelli è già al lavoro, ma quello su cui ora si deve fare luce sono anche le modalità con cui il giovane studente nel porto gruarese avrebbe trasportato la zia su una carriola coperta con un telo e poi quel volo nelle torbide acque del Malgher, affluente dell'Oncon, dove avrebbe gettato anche l'arma del delitto. Per questo, accanto alla macchina del recupero fatta di sommozzatori, droni ed elicottero, drago decollato dal Marco Polo, si è mossa in contemporanea quella investigativa. Nelle immagini vedete il prelievo da un'abitazione privata di un occhio elettronico che potrebbe aver catturato qualche frame. Tra la villa dell'orrore e il canale ci sono quasi 900 metri. Lo stesso comune ha messo a disposizione l'intero sistema della videosorveglianza. Incredulo il primo cittadino. Siamo qui da questa mattina, sto seguendo assieme alle forze dell'ordine tutte le indagini, forze dell'ordine che ringrazio per l'operato e per quello che stanno facendo. Una famiglia ben conosciuta e ben voluta all'interno del territorio, ben integrata all'interno del territorio comunale, famiglia storica di San Stino di Livenza, anche per il lavoro che fanno e che faceva la vittima. Sindaco che ha seguito le operazioni per tutto il giorno in una comunità già provata per la mattanza di Cinzia Luison, la parrucchiera uccisa a bottigliate nel dicembre 2022 dal marito, condannato all'ergastolo, ferite individuali e collettive che in una domenica di metà giugno si riaprono in tutta la loro violenza. Sono cose che purtroppo nella società di oggi, io ho un nipote della stessa età, quindi può immaginarsi che cosa provo in questo momento. Al momento si esclude il coinvolgimento proprio di terze persone, però soltanto il ritrovamento del corpo che, come vedete, sta proseguendo con le ricerche davvero senza sosta, potrebbero confermare quanto dichiarato proprio dal reo confesso 17enne, nipote di Chiara Guerra. Inoltre ci sono delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che, da quanto ha preso sul post parlando anche con
le forze dell'ordine confermerebbero proprio che il 17enne avrebbe agito da solo. Si vedrebbe proprio il giovane trasportare con una carriola coperta e con un telo il cadavere verso il canale. Se possiamo inquadrare con le immagini di Michele Zanetti è proprio il campo base, perché da quella via proprio sarebbe uscito il 17enne con la carriola. Il fascicolo ora dell'omicidio è passato alla procura dei minori di Trieste, alla Repubblica invece di Pordenone il fascicolo è ancora aperto perché non è stato proprio ritrovato ancora il corpo della donna. Il movente legato a degli attriti economici legati proprio all'eredità, a dei gravi dissidi proprio fra la vittima e la famiglia del fratello, e come diceva giustamente poco fa Nicola in studio, il 17enne attualmente è in stato di fermo proprio su disposizione della procura dei minori di Trieste, e in questi minuti si sta trovando proprio in una comunità di accoglienza del Trevigiano, e oggi potrebbe essere convalidata la misura cautelare. Ci sono ancora degli interrogativi su questo polso slogato e delle ferite a un braccio, e sentendo anche poco fa, parlando proprio con dei vicini che lo avrebbero visto la mattina del sabato, e il 17enne reo confesso avrebbe dichiarato loro che si era fatto male. Andiamo proprio a sentire alcune voci, alcune testimonianze raccolte proprio nella giornata di ieri dal nostro collega Christian Arboit. La mattina, giovedì mattina mi sembra era, che come al solito andava a lavoro, basta. Da quel momento là non l'ho più vista. Dopodiché ho visto gran confusione e tutto lì, finita lì. Stamattina siamo venuti a sapere quello che è successo. Inimmaginabile. Inimmaginabile. Ragazza eccezionale, riservata, non era sposata, amava i suoi nipoti, quindi non capisco. Il ragazzo, che ragazzo era? Un ragazzo normale, come tutti. 17 anni, 18 anni, dopo cosa è capitato non si sa. Una tragedia della normalità, a sentire gli amici e i vicini di casa della famiglia Guerra che non trovano risposte di fronte all'inferno che si sarebbe consumato all'interno di questa imponente villa padronale, dove i tanti cartelli di sequestro attaccati ai cancelli dai carabinieri sembrano quasi tracciare una linea di morte che porta all'interno della legnaia. Nessuno giovedì avrebbe sentito urla o rumori sospetti. La villa è avvolta da un ampio parco. Senta, lei non ha visto il ragazzo, non ha visto movimenti strani, la carriola? Non ho visto niente, no. Io abito qua, ho visto tanti carabinieri, tanto movimento, ma non ho visto nient'altro. L'altro dirimpettaio è il signor Filippo, che torna alla giornata di venerdì, quando alcune colleghe dichiarano, vedendola arrivare a scuola per gli esami di terza media, lei, sempre puntualissima, si sarebbero recate in villa. Lì è partito un primo allarme. Io ho visto prima delle signore lì davanti l'ingresso della casa e poi sono arrivati anche i carabinieri. Passa qualche ora e il vicino incontra un giovane. 2 giorni dopo capisce che non è stato un dialogo come tanti. E io ho visto un ragazzo che camminava dentro lì al cortile e l'ho fermato, l'ho chiamato, gli ho detto: ma cosa sta succedendo? E lui mi fa: mia zia ieri sera non è rientrata e siamo preoccupati, non sappiamo cosa è successo. Io gli ho detto: speriamo non sia successo niente, e poi lui è andato via per gli affari suoi, insomma. Io ho parlato col 17enne, il quale, come le ho detto, mi diceva: la zia non è rientrata, non sappiamo dov'è. Sembrava ansioso, lucido? Ma no, era tranquillo, come se le cose fossero proprio così, e che quindi lui non avesse nessuna colpa, se ce l'ha. Poi quello che è successo è indescrivibile.
Sì, vi diamo ulteriori dettagli. Abbiamo sentito poco fa proprio il signore che aveva parlato con il reo confesso 17enne, nipote di Chiara Guerra, che ci ha dato ulteriori dettagli, ovvero che proprio nella giornata di giovedì qui a San Stino di Livenza alla sera si predispongono tutti i rifiuti per proprio la raccolta, quindi il fatto che qualcuno possa aver visto il 17enne con la carriola di base è normalità, perché si portano comunque fuori alla sera tanti quantitativi di rifiuti. C'è un ulteriore dettaglio che solleva poi gli stessi interrogativi, perché sì, le immagini delle telecamere di videosorveglianza avrebbero immortalato proprio il 17enne portare con la carriola, con un telo, il corpo della zia Chiara Guerra, però ci sarebbe un passaggio ulteriore, ovvero il fatto di questo polso presumibilmente slogato e delle ferite poi al braccio destro, dovute magari a una colluttazione iniziale che veniva prima proprio all'accoltellamento della stessa vittima. E da quanto ci raccontava poco fa, prima di venire in diretta, proprio il signore ci avrebbe riferito proprio che il papà del 17enne, nonché fratello di Chiara Guerra, avrebbe portato poi il giorno seguente il figlio a medicarsi, infatti tant'è che aveva proprio delle fasciature al polso. Quindi anche lì bisogna capire, ovviamente i genitori sono stati interrogati dalle forze dell'ordine, dalla procura, però ci sono ancora dei tasselli che sembrano mancare. Il 17enne è sempre stato descritto proprio come una persona introversa, poco conosciuta in città, che aveva addirittura pochi amici, però conoscevano comunque di nome la famiglia, e fino proprio la scorsa settimana aveva frequentato la quarta dell'istituto professionale proprio di Portogruaro. E ovviamente la vittima, una persona conosciuta e ben voluta da tutti, che aveva insegnato e tramandato il suo sapere a generazioni e generazioni, quindi vi lasciamo proprio da San Stino di Livenza con le testimonianze di chi ha voluto ricordare la professoressa 53enne deceduta proprio in questo terribile omicidio che vi stiamo documentando. Una persona calma, tranquilla, pacata, una persona che faceva il suo e insomma una persona civile per bene, e non mi sarei mai aspettato questa tragedia qua a San Stino di questo tipo. Una tragedia assurda. Una tragedia assurda, cioè una roba fuori dal normale, veramente. I miei ricordi suoi sono col sorriso, una brava persona che insegnava molto bene, e non me l'aspettavo una cosa del genere, perché non era una persona cattiva, non se lo meritava. Tommaso e Simone sono poco più che diciottenni. Chiara Guerra era la loro prof delle scuole medie, per questo guardano attoniti al canale Malgher in attesa di una risposta. Ci sono gli studenti di ieri e quelli di oggi. Cercheremo di fare un bell'esame in modo che lei possa essere orgogliosa di noi. Rimarrà sempre nei nostri cuori il messaggio lasciato dagli alunni di terza media che l'aspettavano per l'esame. Sono stati loro stessi a chiedere agli insegnanti di portarli davanti la villa dell'orrore per lasciare un fiore e recitare una preghiera, un dramma che abbraccia più generazioni. Una ragazza gentilissima, solare, dolcissima, è stata insegnante di tutti i miei ragazzi, sua mamma è stata insegnante mia e non ho parole, non ho proprio parole per quello che è successo. E da genitori ci si interroga su tutta questa violenza? Sì, purtroppo sì, al giorno d'oggi purtroppo si sentono troppe notizie così. Ci si fa una domanda. Interrogativo che resta in sospeso mentre l'elicottero sorvola il paese, un rumore che sembra amplificare dolore e inquietudine. Era molto gentile e mi rispondeva tutto. Una persona tranquillissima. Non ci sono parole, no. Ma un ragazzo giovane così. Queste dunque le voci da San Stino di Livenza. Ovviamente se ci saranno aggiornamenti nel corso di questa prima edizione ve li forniremo, e poi questa sera nei nostri telegiornali. Allora, prima di andare da Marta Zatta, purtroppo una tragedia della strada, andiamo a Venezia, a Cafarsetti, dove il sindaco Simone Venturini sta presentando la giunta. Adesso è una introduzione, sentiamo cosa sta dicendo. Oggi presentiamo la nuova squadra di governo. È una squadra che nasce da un mandato forte, chiaro,
senza dubbi interpretativi da parte del nostro elettorato, dei nostri cittadini, che ci hanno affidato un compito in maniera netta fin dal primo turno di portare avanti un programma elettorale. Programma che aveva due binari, lo si diceva prima, insomma, quello di crescere, di andare avanti e di non lasciare indietro nessuno. Quindi un'attenzione forte allo sviluppo, all'attrazione di investimenti, ma una forte attenzione anche alla dimensione sociale che ha caratterizzato anche il mio impegno personale come assessore negli ultimi 10 anni. È una squadra che rappresenta gli eletti dell'amministrazione comunale, cioè siamo una squadra di eletti, non in senso quello ambizioso di eletti da chissà chi, siamo eletti in consiglio comunale, siamo eletti dai cittadini, quindi si è voluto dare molto peso alla scelta che hanno fatto i cittadini, valorizzando all'interno delle figure elette nel Consiglio Comunale, che quindi si sono candidate in Consiglio Comunale chiedendo le preferenze ai cittadini, hanno espresso delle preferenze che oggi sono poi rappresentate in Giunta. Tutti gli assessori sono frutto di un mandato chiaro degli elettori che io ho voluto valorizzare scegliendo appunto personale all'interno degli eletti. Una squadra che tiene insieme un forte rinnovamento, ci sono 3 assessori under 40 che si affiancano al sindaco under 40 e quindi c'è una forte componente generazionale in questa squadra. Una squadra che vuole dare anche dell'attenzione alle nuove generazioni, come ho fatto in campagna elettorale, un tratto distintivo, e quindi 3 assessori under 40 mi aiuteranno in questa vicenda, ma ci sono poi anche assessori con esperienza che ovviamente consolidano e rafforzano questa squadra. Amministrare una città non è una cosa che si improvvisa, amministrare una città non è una cosa da affidare al dilettantismo, amministrare una città richiede competenze, conoscenza della macchina, passione, dedizione, H24 7/7 e tanta responsabilità. E questo perché è importante avere anche esperienze, perché non si sta appunto amministrando un semplice condominio, si sta amministrando una delle città più importanti e più complesse al mondo. Ho voluto costruire quindi una giunta anche equilibrata tra le varie forze della coalizione, che tiene insieme appunto, come dicevo prima, esperienza amministrativa, conoscenza della macchina comunale, radicamento nei territori, questo è molto importante e trova assolutamente rispondenza poi nel fatto che sono persone elette, che hanno ricevuto in alcuni casi moltissime preferenze, ma soprattutto anche attenzione alle nuove energie. La nuova giunta sarà quindi composta da 10 assessori. Francesca Zaccariotto sarà il mio vice sindaco e avrà le deleghe alla sicurezza urbana integrata, alla polizia locale, alle politiche per la qualità dello spazio pubblico e la vivibilità urbana, cioè decoro urbano, parchi, giardini e verde pubblico, e allo sportello Europa. Silvia Peruzzo Meggetto, 34 anni, seguirà sport e turismo. Vado un po' a caso così rimescolo. Se no sapete già, tocca a voi e poi adesso che posso andare. Perché poi su alcuni so che c'è più attenzione da parte della stampa, su alcune deleghe, anche a seguito di grandi lanci, quindi vi stupirò. Michele Zuin, questo già lo sapevate, insomma, 59 anni, a te posso dire l'età, Michele, avrà le deleghe al bilancio partecipativo, ai tributi, alle partecipate, al trasporto pubblico locale acqueo e alla mobilità acquea. Riccardo Brunello, l'ho già detto? No. Riccardo Brunello, 37 anni, quindi nuove energie, avrà la delega ai lavori pubblici. Ermelinda Damiano, 39 anni, seguirà la coesione sociale, quindi politiche sociali, programmazione sanitaria, politiche giovanili, rapporti con il volontariato, cittadinanza delle donne e pari opportunità, casa e patrimonio. Paolino Danna, 60 anni, seguirà personale, servizi demografici e per il cittadino, protezione civile e politiche per il lavoro. Maika Canton seguirà le politiche educative, i servizi per l'infanzia,
l'edilizia scolastica, le strategie per la mobilità, il trasporto pubblico locale automobilistico e il decentramento. Alessandro Scarpa Marta, 55 anni, avrà il rapporto con il mondo della pesca e l'economia del mare, il rapporto con il mondo dell'agricoltura e la toponomastica. Sebastiano Costalonga seguirà il commercio e le attività produttive. Paolo Romor, 55 anni, avrà le deleghe all'urbanistica, alla cultura, all'edilizia privata, ambiente e avvocatura civica. L'idea di unire la delega alla cultura con la delega all'urbanistica potrà sembrare rinascimentale, ma è l'idea di una costruzione della città. Una città si costruisce dal punto di vista fisico, con i palazzi, con la rigenerazione urbana, con nuovi quartieri, nuove strade, ma si costruisce con un'identità e una forza culturale, una forte potenza culturale. E quindi disegnare la città di domani vuol dire lavorare sul fronte fisico-edilizio del disegno della città del domani, ma vuol dire anche ragionare sul tema dell'immaterialità e della cultura come elemento di collante della comunità, ma come capacità anche di parlare al mondo. Quindi la costruzione della città attraverso i grandi pilastri della cultura e dell'urbanistica, ed è per questo ho voluto tenerli insieme, per costruire la città dell'anima e la città poi degli edifici. Seguono 4 consiglieri delegati, 2 dei quali hanno già svolto la funzione di assessore e quindi ci aiuteranno nell'avere esperienza, background forte e accompagnare anche i nuovi assessori in una transizione, un passaggio di consegne, e sono Massimiliano De Martin, che seguirà l'UNESCO, le politiche energetiche e dell'acqua, avendo maturato un'importante esperienza sia in termini di rapporti con l'UNESCO sia in termini di appunto politiche climatiche e attenzione all'ambiente. Paola Mar, che ringrazio davvero per la disponibilità a seguire i temi che le ho affidato, lavori su cui ha fatto molto bene negli ultimi anni e che prima non erano mai stati coltivati a sufficienza, quindi l'università. Mi affiancherà molto sul tema delle politiche per gli studenti, la città universitaria, Venezia città campus, il tema delle biblioteche, il progetto Marco Polo, cioè l'idea dei rapporti con l'Oriente e coltivare i rapporti internazionali e accademici con l'est del mondo, e un tema relativamente nuovo per la nostra città, ma che io voglio coltivare particolarmente, che è quello della street art. Avete visto negli ultimi settimane dei straordinari bidoni della spazzatura diventare elemento meraviglioso di rianimazione e riattivazione urbana in molte parti della città. È un lavoro che vogliamo estendere un po' a tutti i muri grigi della città di terraferma e a tutti gli spazi che possono essere oggetto di un lavoro per dare colore, dare bellezza a tanti spazi nella nostra città. Quindi seguire anche questa importante delega e vedrete nei prossimi anni spuntare colore un po' dove ce n'è tanto bisogno. Ringrazio Giovanni Giusto, che continuerà a seguire, dove ha fatto benissimo, le tradizioni, il tema della valorizzazione dell'identità, quindi pensiamo al Palio delle Repubbliche Marinare, alla festa della Sensa, alla regata storica, il tema del mondo della voga, a lui particolarmente caro, e Aldo Reato, che seguirà la valorizzazione della gondola nel sistema della mobilità cittadina. Quindi 10 assessori, 4 consiglieri delegati, 3 assessori under 40, che col sindaco insomma fanno 4 assessori e sindaco under 40, con un forte segno generazionale a me particolarmente gradito. Eccoci Nelle qua. prossime settimane... queste le parole di Simone Venturini, allora vi riassumo brevemente, poi andiamo da Marta Zatta che ci sta aspettando. Dunque, confermato quello che era il Toto Giunta, Francesca Zaccariotto, vice sindaco, e avrà la delega molto importante, ci si chiedeva chi sarebbe andato, alla sicurezza tra le altre e al decoro. Silvia Perufo Meggetto avrà sport e turismo, quindi il turismo che era proprio di Venturini va a Silvia Peruzzo Meggetto. Confermato ovviamente Michele Zuin al bilancio, poi Riccardo Brunello ai lavori pubblici, quindi eredita
quello che era l'assessorato di Francesca Zaccariotto. Ermelinda Dabbiano, anche qui confermata, nel senso confermate le ipotesi alle politiche sociali. Paolino Danner era un altro dei nomi che circolavano, la delega al personale della protezione civile e anche le politiche del lavoro. Maika Canton, altro nome che era dato per certo, alle politiche educative, edilizia scolastica, quindi il mondo della scuola ma non solo. Alessandro Scarpa Marta, rapporti con il mondo della pesca e dell'agricoltura. Sebastiano Costalonga confermato al commercio, e Paolo Romor era uno dei nomi che non circolavano, era quello di Paolo Romor, anche se era sempre nell'ambito del Totogiunta, ma non se ne parlava nell'ultimissimo scacchiere di ipotesi. Paolo Romor, urbanistica, cultura e ambiente, quindi l'assessorato alla cultura di cui tanto si era parlato, quindi il ritorno dell'assessorato alla cultura, che avete però incorporato insieme ad ambiente e urbanistica. E poi ci sono i 4 consiglieri delegati: Massimiliano De Martin per rapporti con l'UNESCO, Paola Marra, si parlava anche di lei per un assessorato, per un ritorno all'assessorato, avrà la delega come consigliera all'università e ai giovani, e poi Giovanni Giusto confermato alle tradizioni, e Aldo Reato la valorizzazione della gondola. Quindi è saltata quella che sembrava essere l'assessorato, diciamo, particolare, con un nome che veniva dall'esterno per quanto riguarda la giunta. Ovviamente poi ci saranno i nostri servizi che andranno nello specifico anche per capire un po' gli equilibri di giunta, che vengono di fatto però rispettati nello scacchiere della giunta con gli accordi preelettorali. Questa dunque è la nuova giunta di Venezia guidata da Simone Venturini. E allora torniamo alla cronaca, perché Marta Zatta ci deve raccontare di una tragedia della strada, l'ennesima purtroppo in Veneto, Monselice Mare. Una moto che si scontra con una bicicletta e, come spesso accade in questi casi, anche se il Centauro è a sua volta ferito, a perdere la vita è stato il ciclista, un 65enne. Marta, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Esatto, dicevi bene, questa mattina una tragedia lungo la Monselice Mare, la strada appunto che vedete alle mie spalle, che è ripresa dalle immagini di Cristian Roque Allende. Questa mattina cosa è successo? Un uomo di 65 anni, Lessi Giuliano, stava percorrendo questa strada a via Valli Candiana in sella alla sua bicicletta. È arrivato proprio all'incrocio, sarebbe stato, secondo appunto le prime ricostruzioni della polizia locale, preso in pieno da un motociclista. Alla guida della moto un giovane, un giovanissimo di 21 anni. A perdere la vita è stato appunto il 65enne, morto sul colpo, mentre il motociclista è stato portato al pronto soccorso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo vedete anche proprio in questi istanti. È una strada molto trafficata dove si corre molto. Ce l'ha detto lo stesso sindaco di Candiana. Noi siamo proprio nel territorio, nel comune di Candiana, preoccupato per questi continui incidenti lungo questa arteria. Ci ha fornito anche qualche dato. Nel maggio del 2026 c'è stato sempre lungo questa strada un incidente dove rimasero ferite 5 persone in modo grave. Andando indietro, nel novembre del 2025 un incidente dove un uomo è morto a bordo della sua auto, e sempre nel marzo del 2025 altri 2 incidenti sulla Monselice Mare. Anche in questo caso ci fu un morto e diversi feriti. La vittima è un uomo appunto di 65 anni, lo ripetiamo, Giuliano Lessi, era sposato, aveva un figlio, era, secondo quanto ci ha raccontato il sindaco, in pensione, ed era anche una persona molto, molto riservata. Il sindaco appunto ha fatto sapere tutta la sua vicinanza alla famiglia, che ovviamente adesso si è chiusa nel dolore. Fino a pochi istanti fa infatti c'erano i parenti della vittima che non hanno voluto
rilasciare alcuna dichiarazione. Appunto lo dicevamo, una strada veramente pericolosa. Il sindaco ha detto che ora intenderà procedere insomma per far rispettare la sicurezza di questa arteria e per evitare che episodi del genere si ripetano ancora. Giusto per dare qualche informazione della viabilità, la strada è stata riaperta circa una ventina di minuti fa, infatti adesso il traffico è scorrevole, ma fino a veramente pochi istanti fa era una strada completamente bloccata per questa tragedia. Quindi da Candiana per il momento è tutto. Nicola, a te la linea. Grazie a Marta Zatta. E poi c'è il dolore delle comunità per la tragica fine dei due giovani precipitati per oltre 100 metri, la tragedia sul monte Pasubio consumatasi ieri. Andiamo a Schio da Daniele Garbin. Buongiorno Daniele. Buongiorno a te Nicola, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Schio proprio perché una delle due vittime erano poco più che ventenni, è Sofia Dalle Nogare di Tiene, residente a Schio, con me il sindaco che insomma è presente, vero, in questo momento. È un momento difficile. È un momento davvero difficile, abbiamo avuto notizie appunto della scomparsa di Sofia come dell'altro ragazzo proprio ieri in tarda mattinata, ed è stata una notizia, un fulmine a ciel sereno, difficile da accettare proprio. Ecco, ricordiamo che l'altro era Giuseppe Baldissera di Borso del Grappa, trevigiano, erano molto amici, molto legati, erano esperti scalatori nonostante la giovane età, erano proprio preparati soprattutto per scalare il Pasubio. Ricordiamo ieri mattina verso le 11 erano incordati assieme con un'altra coppia di amici, stavano scalando il Soglio d'Uderle, insomma è una località per gli appassionati anche considerata impegnativa, però assolutamente alla portata dei due giovani. Ovviamente non si conoscono le cause in questo momento, potrebbe essere stata una tragica fatalità perché comunque in montagna purtroppo anche le cose più imponderabili possono succedere. È ovvio che capire, rivedere come è successo ai ragazzi, i loro compagni di cordata, vedere i due precipitare per 100 metri è stato, immaginiamo, un dramma. Solo assistere a una cosa del genere. Purtroppo è intervenuta anche l'eli soccorso, le squadre sono arrivate, ma non c'è stato proprio nulla da fare. Una tragedia soprattutto nelle località, perché ricordiamo sia Giosuè sia Sofia erano amanti dell'acqua. Giosuè era laureato in scienze biologiche, era pompiere, prestava servizio nei vigili del fuoco di Asiago. Abbiamo chiamato i comandanti, ovviamente si stringono intorno, lo descrivono come un ragazzo assolutamente vulcanico, pieno di vita, amante anche lui dei fiumi dell'acqua, avrebbe voluto entrare nel reparto speleologico proprio delle ricerche dei fiumi, mentre tornando a Sofia, lei era conosciuta qui in città, originaria di Tiene, perché era assistente in vasca, era un modo per alternare la sua passione, l'acqua anche lei, ma la montagna. Quando ho saputo la notizia? Ma l'ho saputo ieri mattina al termine di una cerimonia che è quella che è avvenuta in Vallortigara, ed è stata una notizia terribile proprio perché sono quelle cose che non ti aspetti, e anzi volevo proprio manifestare tutta la mia vicinanza alla famiglia di Sofia e anche dell'altro ragazzo, perché immagino il grandissimo dolore. Sono situazioni che non ti aspetti, che non ti immagini, che non vorresti mai vivere, perciò l'unica cosa che riesco in questo momento a dire è proprio esprimere tutto il mio cordoglio e la vicinanza a queste famiglie. Proprio in questo momento ci ha raggiunto, proprio prego anche a Luca Nardi del Soccorso Alpino, buongiorno, ecco, lo stavamo aspettando. Cosa possiamo dire, perché si stava dicendo erano due giovani preparati e ovviamente non si dovrebbe mai dare queste notizie. No, sono notizie che lasciano sconcertati, siamo molto provati, la squadra che è intervenuta ieri, dopo noi professionalmente in quel momento in cui interveniamo siamo molto concentrati sull'intervento. Dopo, quando le cose si calmano, abbiamo vissuto dei momenti veramente intensi dove dove la disgrazia si è proprio palesata, quindi per noi è una cosa dolorosissima e a noi dispiace per le famiglie in maniera veramente, anche perché sono parte della comunità alpinistica ed è un po' un sentire un po' di più per noi questa cosa. Sono vie di roccia che abbiamo percorso anche noi e dove
poteva succederci in qualsiasi momento. Esatto. Ecco, allora prima di chiudere abbiamo anche saputo di una notizia, si sono già fissate le date di funerali, vero Sindaco? Sì, i funerali si terranno giovedì mattina, da quanto ho capito qui in Duomo. D'accordo, allora direi Nicola che per il momento da Schio è tutto, ringrazio i miei ospiti. Grazie a voi. Ecco, grazie. Grazie anche a voi. mille. Ecco, a voi la linea. Grazie a Daniele Garbini e ai tuoi ospiti. Torniamo nella Marca trevigiana dove fa sconcerto e fa rabbia quel video circolato in rete che testimonia di gare clandestine in auto nel quartiere di San Liberale, molto pericolose ovviamente. Ce ne parla Edi Kaliman insieme a Nicoletta Rizzetto. Buongiorno. Nicola, buongiorno a te telespettatori. Esatto, fanno preoccupare e inquietano anche allo stesso tempo perché noi ci troviamo esattamente dove 2 sere fa sono state svolte queste che possiamo definire a tutti gli effetti gare clandestine tra 2 auto, una BMW e una Fiesta, che sono state riprese da alcuni telefoni dei residenti di via Tre Venezie, dove ci troviamo in questo momento con Nicoletta Rizzetto. Siamo a San Liberale, un quartiere di Treviso, un quartiere leggermente periferico ma nemmeno così tanto, ed è il motivo proprio per cui fa preoccupare questo fenomeno che dicono alcuni residenti, che siamo riusciti a fermare io e Nicoletta questa mattina. Non è la prima volta che capita. Io ti lascio al video giusto per farti capire, far capire anche ai telespettatori di che si tratta. Auto che, come forse avete potuto vedere, hai potuto vedere anche tu Nicola, una addirittura ha percorso questo rettilineo di questa via in retromarcia, superando la rivale, poi entrando in rotonda che tra l'altro ha una telecamera a 360 gradi e che tanti residenti ci hanno detto questa mattina. Speriamo che insomma abbia ripreso esattamente le targhe delle vetture, targhe che sono tra l'altro una delle 2 state consegnate dai residenti che hanno fatto e realizzato questo video alla polizia questura, che sta indagando proprio per risalire a chi era a bordo di quelle auto e ha organizzato questa gara. Vorrei ricordare inoltre che per chi svolge questo tipo di gare sono dei veri e propri reati che sono puniti con da 1 a 3 anni di reclusione e delle multe che vanno da 15.000 fino a 100.000 euro. Situazione che tra l'altro i residenti dicono non essere la prima volta in un quartiere già al centro di numerose cronache. Alle mie spalle non solo la scuola media Coletti, che ovviamente preoccupa questo tipo di avvenimenti proprio per la presenza della scuola e quello che potrebbe comportare per i ragazzini, ma anche per un bar che è stato chiuso poco tempo fa e che ha portato via quella malavita di cui tanti residenti lamentavano, ma che ha dato per un breve periodo di tempo un sollievo a questo quartiere, che ora sta tornando ad essere ancora un po' al centro delle cronache, dicono alcuni residenti. Non si fidano a portare i cani a passeggio e a fare i propri bisogni dopo le 11 di sera, nonostante sia estate. Ovviamente vi aggiorneremo con tutti i dettagli nel telegiornale della sera. Nicola, con Nicoletta Rizzetto. Intanto, se non hai domande ti lascio la linea. Grazie anche a Edi Kaliman. Sono ovviamente sfide pericolosissime per la sicurezza stradale. Noi di sicurezza stradale parliamo adesso andando a Castelfranco, perché ieri intorno alle 19 il titolare di un noto kebab a Castelfranco è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada per portare le immondizie e la spazzatura, ed è in gravissime condizioni. Vanessa Banzato, buongiorno da Castelfranco. Buongiorno a te Nicola, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, sta lottando tra la vita e la morte Khalid El Gaboubi, il 57enne titolare di questo kebab. Ci troviamo in Borgo Pieve, a 2 passi dal centro di Castelfranco Veneto, e con me Mohamed Safi, un grande amico del 57enne, che proprio ieri sera, mentre stava rientrando dopo aver gettato la spazzatura, stava rientrando nel suo ristorante, è stato travolto da
da un'auto, una Yaris condotta da un 22enne. Un impatto tremendo, tanto che Khalid El Ghaboubi è stato sbalzato a diversi metri di distanza e davvero le sue condizioni erano e sono tuttora disperate. Mohamed Safi, lei è stato tra i primi ad accorrere in ospedale appena saputo quello che era successo. Sì, allora ieri appena abbiamo saputo cosa è successo mi sono precipitato subito all'ospedale di Treviso. Siamo andati al pronto soccorso, poi da lì ci hanno spiegato che la situazione purtroppo è gravissima e ci hanno informato che in quel momento stanno operando alla testa perché lui ha avuto un'emorragia cerebrale per cercare di salvarlo la vita. Ovviamente siamo stati là fino più o meno verso le 2 di notte, siamo stati convocati dal medico che l'ha operato e purtroppo ci ha comunicato che la situazione è molto 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 grave, che di speranze ne abbiamo pochissimi. Sì. Vi siete stretti proprio attorno a lui, adesso insomma siete voi che sostenete la moglie e il figlioletto di El Ghaboubi. Tra l'altro una situazione che non è nuova lungo questa strada, la gente corre, la gente non rispetta i limiti di velocità e proprio qualche tempo fa si era verificato un episodio simile proprio su questo punto. Sì, poco fa, circa tempo fa, adesso non ho la data precisa, un amico di El Ghaboubi era con lui qua dentro questo ristorante, uscendo è stato preso da una macchina qua, ma in quell'occasione fortunatamente la persona ha avuto solo una frattura. Speriamo che il consiglio comunale, le persone che sono addetti, di trovare una soluzione, perché qua veramente ci sono delle persone che non hanno testa, corrono tantissimo, qua c'è un via vai di gente continuo, come avete visto anche poco fa, c'è anche l'asilo, ci sono le scuole più avanti, purtroppo è successo questo, speriamo che nel futuro non succeda mai più. Certo, voi chiedete anche addirittura, dipende dai provvedimenti, che so, di mettere dei dossi, dicevate? Sì, noi infatti parlando anche con i nostri vicini, adesso non sappiamo come funziona, che provvedimenti prenderanno, però a nostro parere mettere dei dossi qua per costringere le macchine a rallentare, secondo noi è una soluzione buona, diciamo. Speriamo che mettano degli ostacoli a queste persone per non correre più. Adesso la situazione, si diceva, di Khalid El Ghaboubi è davvero disperata, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. È davvero forte, grande, enorme il supporto di tutti gli amici di un intero quartiere che tra l'altro proprio ieri, durante anche mentre c'erano le operazioni di soccorso, è intervenuto anche l'elicottero, lo ricordiamo, l'eliambulanza per appunto aiutare e soccorrere il 57enne, un intero quartiere che si è riversato sulla strada perché il ristoratore è molto conosciuto in zona, molto conosciuto e ben voluto, di conseguenza insomma adesso si spera davvero che le sue condizioni possano migliorare. Per il momento da Castelfranco Veneto, Nicola, è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato. Noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità, poi ripartiremo da Treviso, torneremo a Treviso nella capoluogo della Marca trevigiana per tornare a parlare di Maranza fra pochissimo. Non si placa lo spirito di vendetta di alcuni leoni da tastiera che dietro a profili fake continuano a lasciare recensioni negative alla gelateria Sommariva, locale storico di Treviso che ha riaperto da poco, al centro di una vera e propria campagna diffamatoria che arriva dopo un fatto avvenuto il 29 maggio. 2 ragazzi erano stati allontanati dal titolare perché stavano importunando una cliente. Antonella Tocchetto, consigliere del Partito Democratico, non usa mezzi termini. Bisogna, essere veramente molto severi. In questo caso qua io prenderei questi ragazzi e gli direi: bene, da domani mattina in quell'area là andate a pulire tutte le mattine con un obbligo. Ma poi aggiunge: scrivendo recensioni non veritiere si può rischiare di dover risarcire il locale. O provi che effettivamente quel gelato ti ha fatto venire mal di pancia, e non è vero, altrimenti puoi rischiare di aver fatto un commento che si potrebbe verificare come una richiesta di risarcimento danni per danno d'immagine.
Lo dico così in modo semplice. L'esasperazione del titolare è diventato bersaglio di continue frasi denigratorie dopo aver scacciato i ragazzi molesti. Le parole possono fare male, si può incorrere veramente in quello, non vorrei usare questa parola, però mi viene proprio un bullismo, una sorta di bullismo. Fare una recensione con troppa facilità o senza misurare le parole, ecco, si può fare del male alle persone. Recensioni che hanno fatto scendere il locale nel gradimento, l'appello della moglie del titolare. Chiediamo ai nostri clienti di lasciare, che hanno realmente visitato il locale, che ci conoscono e che sanno come lavoriamo, di lasciarci una recensione reale, anche non positiva, non è necessario, ma reale insomma, perché le recensioni devono essere spunto di miglioramento e critiche costruttive, non una maniera per denigrare il lavoro delle persone. Non solo, ma la gelateria si trova proprio nel cuore della zona rossa. Quando le forze dell'ordine si spostano, la sicurezza, ci dice la moglie del titolare, viene meno. Servirebbe un presidio fisso, quando si esce alle 8:30 dal locale, se sono da sola io mi faccio accompagnare assolutamente e non voglio che i miei ragazzi escano dal locale da soli, tanto è vero che abbiamo strutturato un sistema nostro interno di sicurezza per il quale nessuno sia costretto ad uscire da solo. E questo capita a Treviso, mentre ad Abano Terme la serata da incubo per un DJ di 37 anni. Mentre stava suonando in un locale in pieno centro, un uomo gli si è avvicinato minacciandolo di abbassare la musica per poi fratturargli il setto nasale. La vittima è in ospedale. Doveva essere una normale serata di musica e festa, ma per un DJ di 37 anni si è ben presto trasformata in un incubo, fatto di raffiche di pugni che lo hanno fatto finire in ospedale. Tutto è successo sabato sera ad Abano Terme, nell'area esterna del locale Piccole Tentazioni di Piazza Repubblica. La vittima, Flavio Lacagnina, residente a Tombelle di Saonara, stava animando la serata davanti a una cinquantina di clienti quando un uomo sulla sessantina si è avvicinato alla console lamentandosi del volume, intimandogli di abbassare la musica e minacciandolo di distruggergli l'attrezzatura. Il DJ a quel punto lo ha invitato a rivolgersi ai titolari del locale per eventuali contestazioni. Da lì in poi il putiferio. L'uomo, residente in una vicina palazzina, ha afferrato il mixer e la console e li ha scaraventati a terra. Poi ha iniziato a colpirlo ripetutamente al volto, facendolo cadere tramortito. Sul posto si è subito precipitato il titolare del locale per dividere i due e riportare la calma. Il DJ è stato quindi portato all'ospedale di Padova, dove gli sono stati riscontrati la frattura del setto nasale e diverse contusioni. Resta un'ora ad accertare eventuali altre conseguenze a un orecchio già sottoposto in passato a un intervento chirurgico. E sempre a Padova il questore Marco Dorisio ha disposto 7 misure di prevenzione personale nei confronti di 3 persone che nell'ultima settimana si sono rese responsabili di reati contro la persona e il patrimonio all'interno di locali pubblici dell'Alta Padovana. È entrato in un bar con un fucile ad aria compressa ed un coltello. Per questo un 41enne padovano con precedenti ha ricevuto un daspo Willy da parte della questura con il divieto di accesso e stazionamento all'interno e nelle immediate vicinanze di tutti i locali pubblici dell'intera provincia di Padova per 3 anni. L'episodio risale a fine maggio e l'uomo è stato denunciato per porto d'armi e oggetti atti ad offendere. Già lo scorso ottobre era stato arrestato per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale per aver aggredito per futili motivi il titolare di un esercizio commerciale, scagliandosi anche contro i militari intervenuti sul posto. Sempre nell'ultima settimana una 21enne residente nel Trevigiano è stata destinataria dello stesso provvedimento per la durata di 3 anni e di un foglio di via obbligatorio per 4 anni per rapina aggravata in concorso ai danni di una persona anziana con gravi difficoltà motorie. Foglio di via obbligatorio della durata di 4 anni dal comune di Rubano e avviso orale anche nei confronti di un 54enne residente nell'Interland cittadino che nella notte dello scorso 6 giugno è stato sorpreso mentre tentava di forzare i distributori automatici di un esercizio commerciale con arnesi da scasso. Salgono così a 318 le misure di prevenzione disposte complessivamente dall'inizio dell'anno dal questore di Padova Marco Dorisio contro i reati di bullismo, movida violenta e riferibili alla criminalità comune in genere, riguardando nello specifico in 26 casi soggetti minorenni.
Ancora a Padova la violenza contro le donne, un uomo che viene arrestato dalla polizia per aver usato addirittura anche un manico di scopa per picchiare la moglie. Arrestato dalla polizia un 50enne tunisino in flagranza di reato per aver picchiato la moglie con calci, pugni e addirittura un manico di scopa, fratturandole una costola con una prognosi di 30 giorni. Gli agenti sono intervenuti nella loro abitazione all'Arcella a Padova, dove i vicini avevano segnalato una lite violenta con invocazioni di aiuto da parte della donna. Entrati in casa, la donna è stata trovata a terra in lacrime, mentre l'uomo brandiva ancora il manico di scopa con cui l'aveva picchiata. Il 50enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe anche cercato di aggredire gli agenti. Non era la prima volta che l'uomo picchiava la moglie. Il marito violento è stato quindi arrestato e portato in carcere a Padova. La vittima è stata accompagnata subito al pronto soccorso, da cui è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. La violenza sulle donne, ci sono tra le tante cose che ha detto il generale Roberto Vannacci nell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, anche quelle parole sul femminicidio. Il femminicidio di fatto, dice, non esiste a livello penale, deve essere equiparato all'omicidio. Allora di Vannacci parla il nostro sondaggio, ve lo faccio rivedere, il sondaggio di questa sera che riguarda la politica, però le strategie della politica. Vannacci deve allearsi con il centrodestra, sì 0422 162 6691, no 0422 162 6690. Sono già arrivate tante chiamate, continuate a dire la vostra, e poi c'è appunto lo sguardo anche al centro-sinistra. Allora, se nel centrodestra si stanno crescendo le divisioni interne, lo sapete, gli AD a Lega ma anche a Fratelli d'Italia verso Futuro Nazionale, nel centro-sinistra si rimane incagliati sul tema delle primarie, un obiettivo inutile secondo una voce storica della sinistra trevigiana, Giuliano Varnier. Servono, dice, piuttosto idee a sostegno, oltre al mondo operaio, anche della piccola borghesia, oggi sempre più povera. Sentite. Il suo osservatorio, come se ne esce con la sinistra? Beh, se ne esce se la sinistra cambia. Lapidario Giuliano Varnier, volto storico del Partito Comunista Trevigiano e Veneto. 25 anni in Consiglio Comunale di Trecento, 10 anni a Palazzo Ferrofini, dove è stato nel 1985 con il doge Carlo Bernini e anche vicepresidente del Consiglio regionale con un altro trevigiano, il repubblicano Vittorio Guio Mangilli. Varnier oggi guarda da lontano la politica locale e nazionale e in particolare la sinistra, che l'ha visto presente sin dai calzoni corti tra le file della FIGC, quando era più giovani comunisti che gioco calcio. Ma i suoi commenti sono netti verso quell'area politica che dovrebbe ripartire dal pensiero di nomi come Enrico Berlinguer. In questo momento di difficoltà, che suggerimento dare al Partito Democratico Veneto? Ha degli spazi. Il Partito Democratico e la sinistra in generale però devono uscire da questa confusione, dal fatto di pensare che le questioni vadano affrontate non organizzando la gente per fare delle battaglie, per modificare le condizioni di vita della gente, ma se pensano di risolvere i problemi con le primarie, con chi fa il primo, con chi fa il secondo, mi pare che anche quella sia una follia. Come è una follia tutti quelli che pensano che oggi, di fronte ai pericoli che ci sono, perché è vero che non può essere rifatto il fascismo come l'abbiamo riconosciuto, ma quel fascismo eterno di cui parlava Umberto Eco esiste ancora. Ma per Varnier non è rappresentato da Vannacci. Vannacci è un po' un prodotto di una situazione, diciamo così, delle contraddizioni che ci sono anche nel centrodestra. Una crisi non solo tra schieramenti italiani ma globale, secondo Varnier, che pur essendo mondiale ha ricadute pesanti anche vicino a casa nostra. C'è una sostanziale incapacità di affrontare le questioni attraverso la discussione e il confronto, e ormai tutto è delegato purtroppo alle armi, con tutte le conseguenze negative che stanno pagando i lavoratori, la povera gente. Vediamo questa questione anche qui nella nostra provincia della Electrolux, insomma.
E a proposito di Electrolux, oggi è una giornata molto importante, c'è grande attesa mentre continua la mobilitazione anche a Susegana, ovviamente da parte dei lavoratori, perché è previsto il tavolo a Roma, alla Mimit, al Ministero per le imprese e il Made in Italy, definito cruciale per capire se davvero, dopo le richieste da parte del mondo del lavoro, della politica regionale e non solo, ci sarà una diversificazione, ci sarà un passo indietro rispetto allo spettro dei 1700 licenziamenti in Italia, 300 soltanto nell'area di Susegana. Quindi c'è grande attesa in queste ore per capire cosa accadrà per quanto riguarda l'Electrolux. Noi adesso andiamo velocemente in un'altra pausa pubblicitaria e poi andremo a parlare di alpini, perché si avvicina la donata triveneta degli alpini a Gemona. Di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Allora mancano ormai pochi giorni al raduno triveneto, la donata triveneta degli alpini a Gemona del Friuli, nell'anno ovviamente dei 50 anni dal terremoto. Ovviamente un evento straordinario che Media Nord-Est seguirà nelle giornate particolari, in tutte queste giornate a partire dal 19, ma anche prima, perché vi racconteremo a partire da oggi, nei prossimi giorni, anche la partenza delle penne nere dal Veneto verso Gemona. Intanto questa mattina c'è stata la presentazione del programma nella sede udinese della Regione Friuli Venezia Giulia. Allora vediamo velocemente qualche voce di questa presentazione questa sera in nostro servizio. Allora Presidente, insieme anche al Vicepresidente Vicario Nazionale Balestra, oggi è la presentazione ufficiale, possiamo dire è partita il raduno. È partito, ormai mancano pochi giorni, abbiamo spiegato a tutti i giornalisti e tutta la stampa e le televisioni il nostro programma e quindi l'abbiamo approfondito alla presenza del Sindaco di Gemona, degli assessori Barbara Zilli e Pierpaolo Roberti, e qui abbiamo il Vicepresidente Balestra che è venuto in rappresentanza della sede nazionale perché oggi il Presidente Favaro aveva un esame di controllo nell'ospedale di Treviso, quindi siamo contenti che sia venuto con noi perché ha fatto un bellissimo intervento nella presentazione del nostro programma. Presidente Favaro che sarà comunque presente nella 3 giorni, lei fa, come ha detto in questo momento, le veci, sappiamo che comunque sta bene, è tutto a posto. Decisamente sì, il Presidente sarà qui fra di noi e festeggeremo nel modo più appropriato e più solenne questo cinquantenario del terremoto del Friuli, che rappresenta per gli alpini, ma non solo per gli alpini, una situazione che è stata veramente inimmaginabile a quell'epoca, con tanti volontari che hanno lavorato per la ricostruzione. Questa domanda la rivolgo a lei perché se no il Presidente me la dà scontata, ma secondo lei che messaggio lascerà questa Triveneta 2026? Questa lascerà il messaggio della solidarietà, dell'amicizia, di quello che sono gli alpini, perché il terremoto ha dimostrato che i valori degli alpini sono veramente partecipi per quanto riguarda le situazioni di dolore, di intervento, quando cadono le calamità naturali gli alpini sono presenti e questo sarà un punto iniziale per anche future riunioni come l'Aquila, come altre situazioni che sono verificate come il Friuli. Presidente, per concludere, è sempre pronto? No, siamo pronti in tutto, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio, siamo convinti che sarà una grandissima adunata del Triveneto, perché anche ci saranno, come diceva prima, tutte le sezioni, le 63 sezioni che hanno operato dopo il terremoto per 3 anni, 76, 77, 78, per aiutare i fratelli friulani. Davvero un evento importantissimo che seguiremo giorno per giorno. E a proposito di eventi, per un evento che arriva, un evento che è appena terminato, è stato il weekend della festa del Santo a Padova. Sabato grande diretta in Media Nord-Est con grandi, come sempre, ascolti. Allora noi andiamo a Padova che la nostra Chiara Gaiani ha incontrato padre Ramina, il rettore della Basilica del Santo, per tracciare un bilancio di questa festa e poi rivedremo i momenti salienti della festa del Santo. Padre Antonio Ramina,
Oggi è il 15 giugno, ma davvero sono stati, sabato è stata una giornata, penso che con grande affetto verrà ricordata, ma anche ieri c'era ancora tantissima gente che è tornata in Basilica o è arrivata in Basilica per dire grazie a Sant'Antonio, per andare a trovare Sant'Antonio. Viene quasi da dire che quest'anno la festa di Sant'Antonio sia durata 2 giorni, non solo il 13 sabato, ma anche ieri che era domenica. Davvero tantissime persone erano qui in Basilica attorno a Sant'Antonio ad affidare, come ben sappiamo, a lui tantissimi motivi di grazie e tantissime richieste di aiuto. Ecco, credo che ancora una volta possiamo toccare con mano come Sant'Antonio sia veramente l'amico di tutti al quale possiamo rivolgerci con fiducia. Sabato poi abbiamo visto questa grandissima affluenza anche alla processione, forse complice il giorno di sabato, ma di fatto tantissimi fedeli che hanno pregato, cantato, lodato il Signore insieme. Ecco, già dall'alba c'erano molti devoti, via Belludi a un certo punto si è riempita di persone che aspettavano di andare a porgere il gesto del pellegrino sulla tomba del santo. Stupisce l'amore e l'affetto che c'è per Sant'Antonio, stupisce ogni volta. Io credo che noi abbiamo bisogno di punti di riferimento condivisi. Ecco, credo che Sant'Antonio ci doni proprio questo, la possibilità di raccoglierci attorno a lui, avendo nel suo messaggio un punto di riferimento condiviso, che è il messaggio della pace, che è il messaggio anche del poter ripartire insieme senza sentirci mai accusati, giudicati. Ecco, Sant'Antonio pronunciava parole di fuoco contro le ingiustizie, contro le oppressioni, ma a tutti, davvero a tutti, concedeva la possibilità di ripartire nella speranza. E a me pare che moltissime persone che vengono qui da Sant'Antonio non solo si sentano nella gioia, nella consolazione mentre sono qui, ma poi hanno la possibilità di ritornare nelle loro case, famiglie, comunità, rianimate nel cuore e sostenute proprio dall'amicizia con il Santo. E poi è bellissimo anche nei chiostri durante la giornata di Sant'Antonio e poi in Basilica si vedono davvero persone che arrivano da ogni parte del mondo durante la processione, tante comunità straniere proprio con le vesti tradizionali, è una grande festa proprio di popoli che si riuniscono insieme. Tanti colori, tanti canti, tante lingue che si intrecciano, che ci fanno vedere al vivo quello che magari noi a volte pensiamo solo con la nostra testa, che la grande famiglia antoniana è sparsa in tutto il mondo. Ecco, ciò che diciamo il 13 giugno, ma anche ieri lo vediamo con i nostri occhi, moltissime persone che condividono spazi, preghiere, liturgie, e questo ci fa vedere davvero come l'umanità dia il meglio di sé quando può ritrovarsi in questo clima di festa, di dialogo e di comunione. Il grande giorno è arrivato, la festa di Sant'Antonio, buona festa di Sant'Antonio a tutti dal Sagrato della Basilica, e ogni anno è qui per prima l'apertura della porta. Stanno in bicicletta. Io vengo da Termoli, provincia di Campobasso. Questa è l'84esima volta che vengo a Sant'Antonio a Padova. Una festa di vita dall'alba al tramonto in diretta su Rete Veneta, sul sito 13giugno.org e sulle pagine social della Basilica. Sant'Antonio, caro alle genti e richiamato devoti e pellegrini alla sua tomba, 100.000 le persone entrate in Basilica solo il 13 giugno, con oltre 10.000 passaggi nella Cappella delle Reliquie. Dopo la messa delle 17, presieduta dal ministro provinciale per la provincia del Nord Italia, padre Roberto Brandinelli, la solenne celebrazione lungo le strade della città. Sant'Antonio, esempio di temperanza. La statua che viene esposta ancora per tutta la tredicina e che resterate per il mese di giugno in Basilica. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Accanto al santo, con i frati della Basilica, 66 gruppi e associazioni, tra i quali macellai militi dell'Immacolata con la reliquia del Mento, mentre il ministro provinciale ha portato lungo le strade della città la reliquia del dito, con cui ha impartito la solenne benedizione al termine della processione. Presenti anche il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, il sindaco della città, Sergio Giordani, e il presidente della regione, Alberto Stefani. È un'emozione forte che si rinnova ogni anno. Per noi è vita di confraternita, è vita di comunità, è preghiera, è festa,
noi siamo pellegrini a servizio degli altri pellegrini. Per noi è un appuntamento, è proprio una boa che giriamo ogni anno. Prestiamo servizio alla mattina qui per i flussi, gestire i flussi, assistere le persone che si sentono male e per aiutare le squadre sanitarie, diciamo. E poi partecipano alla processione. Vorrei fare un augurio a tutte le persone dello Sri Lanka, ma non solo dai nostri microfoni. Auguro a tutti quanti di vivere questo giorno piena di felicità e soprattutto pregate perché Dio da lassù vi ascolta e spero tanto che tutti i vostri desideri come i nostri si avverano al più presto. 11 celebrazioni trasmesse in diretta e seguite via social, un santo che continua a parlare alla gente e a cui il popolo si affida con devozione. Un augurio di pace, sempre l'augurio più bello, quello che ci regala Francesco d'Assisi, quello che ci regala Sant'Antonio. Davvero vi aspettiamo anche per l'anno prossimo per vivere insieme questa bellissima festa di fede, di comunione tra i popoli e di desiderio, di sogno di bene. Le immagini dunque della grande giornata di sabato raccontata da Media Nord-Est. Adesso invece torniamo nella Marca, a Giavera del Montello, con il progetto Abbi cura di me. Nella sala i protagonisti del progetto Abbi cura di me, emozionati ed orgogliosi per aver portato avanti questo importante percorso. Una serata che ha rappresentato la testimonianza concreta di come una comunità possa crescere quando mette al centro le persone, le relazioni, la memoria condivisa e il dialogo tra generazioni. Attraverso incontri, laboratori e momenti di confronto, gli anziani sono stati protagonisti di un progetto che ha saputo valorizzare il loro patrimonio di esperienze, conoscenza e valori. Voluto fortemente dal Comune di Giavera del Montello, Abbi cura di me è nato all'interno di un percorso che l'amministrazione ha avviato sul tema dell'invecchiamento attivo già nel 2019 e che ha coinvolto istituzioni, associazioni, servizi e cittadini. È stato un percorso che ha messo al centro la persona nella sua interezza, valorizzandone le esperienze, la memoria, le relazioni e il bisogno di continuare a sentirsi parte attiva della comunità, ha spiegato il sindaco Andrea Maccari. Uno degli aspetti che mi ha colpito è stato proprio l'incontro tra generazioni diverse, vedere anziani, giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi e persone con disabilità condividere gli stessi spazi, le stesse attività e le stesse emozioni è stata la dimostrazione concreta che una comunità cresce davvero quando nessuno resta ai margini. Presente anche l'assessore regionale e sociale Paola Roma. Essere sul territorio e vedere progetti che nascono e mettono insieme i giovani e gli anziani in un invecchiamento attivo sono gli esempi che mi servono per modificare la legge regionale, perché la dottoressa Borlì lo diceva prima, ha parlato dello sport e lo sport deve essere pienamente integrato anche in base alla previsione costituzionale, quindi tutte le società sportive adesso avranno l'obbligo di fare delle attività con le associazioni legate agli anziani, con i giovani, con le persone con disabilità, altrimenti non potranno prendere il contributo e questo l'abbiamo deciso assieme a tutte le regioni. A guidare il progetto la sociologa educatrice Maurizia Bordine, che ha accompagnato i partecipanti in un percorso di riscoperta delle proprie radici, delle proprie esperienze di vita, del loro significato all'interno della comunità. A Treviso invece è inaugurata l'Agorà delle Donne, uno spazio reale e inclusivo aperto a tutte le donne che vorranno frequentarlo. Lo spazio è aperto e libero a tutte, principalmente a tutte, nel senso che si rivolge alle donne di qualunque età, di qualunque condizione, di qualunque etnia, non c'è veramente nessun limite, anche quelle che chiamano qua foreste, come me, sono arrivata qui 10 anni fa e avrei voluto uno spazio e un posto da cui partire per conoscere qualcuno e conoscere magari la città. Vogliamo offrire qualcosa di semplice, non strutturato, che sia libero, che non abbia delle formalità. Libero, accogliente ed inclusivo. Ogni giovedì dalle 17 alle 19 per l'estate a Borgo Mazzini ci sarà uno spazio per le donne della città che vogliono incontrarsi, parlare o anche solo stare con le altre donne. Potranno passeggiare in giardino o nelle sale a disposizione
edizione insieme alle volontarie del progetto Donne Veneto, che saranno sempre presenti anche per raccogliere le loro difficoltà. Un tè caldo, un biscotto durante l'inverno, dei giochi, delle attività per i bambini più piccoli, così che le mamme si possano rilassare, dedicarsi un momento di tempo, ritagliarsi quello spazio che nella vita quotidiana è sempre più difficile trovare, e tante volte magari diventa difficile pensare mi devo organizzare, devo trovare con chi farlo, con chi andare, e invece sai che c'è, che è già là, e tu basta che passi e trovi sicuramente qualcuno con cui scambiare una parola, un'esperienza, condividere magari una difficoltà. Non facciamo sportello di assistenza, però collaboriamo con la rete del territorio in questo senso, quindi qualora ci dovessero capitare situazioni di difficoltà sappiamo immediatamente anche a chi rivolgerci e chi coinvolgere per farci aiutare in questo senso. In partnership con Enea e l'amministrazione è un'idea che avrà sviluppi anche maggiori, ma intanto questo è un primo passo per non lasciare indietro nessuna. È una cosa interessante perché finalmente ci si vuole connettere in maniera reale, cioè tra persone che si vedono, che possono abbracciarsi, che possono stringersi la mano e anche accarezzarsi con gli occhi. Ecco, perciò è un messaggio che si fa socialità di persona e non più con i social che ci tengono distanti. Volevo sottolineare anche una cosa, perché per noi abbiamo aderito con entusiasmo a questa richiesta. L'87% del personale di Enea è composto da donne. La proposta sarà proprio quella di lasciare i telefonini all'ingresso e fare rete, quella vera, come sottolinea anche Kasugana. Treviso è una città che sa crescere, sa fiorire, sa cogliere spunti, rinnovarsi, rigenerarsi. E lo spazio Agorà di Enea è uno spazio che da quando è stato aperto si è sempre dimostrato accogliente, quindi è stata quasi un esito naturale. Pensiamo che questo sia un altro tassello, invitiamo le persone il giovedì a fare un passaggio di qua, a raccogliere quello che sentono di voler raccogliere e poi a girare la città, a portarlo fuori nei quartieri, a casa, nelle altre relazioni che hanno. Nasce Venice Garden, il nuovo marchio d'area che mette in rete 16 comuni tra le province di Treviso e Venezia per valorizzare ambiente, cultura, turismo e tradizioni locali. A Mogliano Veneto prende ufficialmente il via Venice Garden, il nuovo progetto di promozione territoriale che unisce 14 comuni tra il Sile e la Laguna di Venezia. La firma del protocollo d'intesa è avvenuta al Parco della Cultura Antonio Caregaro Negrin, alla presenza dei sindaci e dei comuni aderenti. Oggi si è siglato un protocollo d'intesa importante che mette assieme 3 province per un territorio che ha tanto da dare dal punto di vista turistico, ma soprattutto un atto dovuto nei confronti delle tante imprese locali, dell'offerta turistica, di tanti ristoratori, albergatori, di tutte le imprese del territorio che producono qualità. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di creare una strategia condivisa per valorizzare le eccellenze di un territorio ricco di attrattive naturali, culturali ed enogastronomiche. Dalle ville venete al terraglio, dai percorsi ciclopedonali lungo il Sile fino alle produzioni tipiche locali. L'obiettivo è mettere in rete risorse e competenze per rafforzare l'identità dell'area, migliorare l'accoglienza e aumentare la permanenza dei visitatori. Far diventare il turismo più organico del territorio, quindi togliere quell'allure di dormitorio di Venezia che ancora c'è in quest'area, perché questa è una parte della destinazione turistica che ha tutta una sua capacità, dignità e potenzialità che già adesso sviluppa, ma va potenziato ulteriormente. Secondo i dati emersi durante il percorso preparatorio, il territorio registra già quasi 750.000 presenze turistiche all'anno, numeri importanti che i promotori intendono consolidare attraverso nuove iniziative di promozione, comunicazione e sviluppo sostenibile. Il Veneto oggi è la regione leader sotto questo punto di vista e quindi dobbiamo riuscire ad intercettare più presenze possibili e far conoscere la bellezza, la storicità e la cultura dei nostri luoghi. Con la nascita di Venice Garden si apre dunque una nuova fase di collaborazione tra i comuni aderenti, con la volontà di fare del territorio compreso tra Treviso e Venezia una realtà sempre più attrattiva e competitiva nel panorama turistico regionale. E adesso invece andiamo a Trevignano, dove è tutto pronto per la 33esima edizione del Palio del Battar Panocce.
C'è gran fermento a Trevignano, il clima è molto caldo, le squadre sono già agguerrite, sono già mesi che fanno le prove e in paese non si parla d'altro. Sulla bocca di tutti non potrebbe essere altrimenti, visto il programma scandito da eventi, musica, storia. Torna a Trevignano il palio del Batar Panoce, appuntamento immancabile dell'estate trevigiana. Alla 33esima edizione lo spirito è quello di sempre. È una festa di comunità, una parola che a me piace molto perché tutti si identificano. Allora, i tempi di quando Trevignano era un paese agricolo non ci sono più, però è bello ricordarci di com'era la vita una volta. In questi giorni Trevignano si colora dei colori delle borgate e delle frazioni, quindi vedere un comune così vivo anche da amministratore dà molta soddisfazione. E non manca nemmeno un po' di ansia agonistica tra le contrade chiamate a sgranare la maggior quantità di pannocchie nel minor tempo possibile, sfida che fa del palio di Trevignano un appuntamento davvero peculiare. Man mano che le prove vanno avanti, proprio la squadra si sta riamalgamando, ci si confronta, si sta insieme e soprattutto si sta cercando anche di coinvolgere altri ragazzi per poter portare avanti anche la squadra, insomma. C'è qualcuno da battere, ci proveremo anche quest'anno come tutti gli anni, ci stiamo dando dentro, però è bello perché dopo la prova c'è sempre una birra, una fetta di pancetta scottata, c'è sempre qualcosa da mangiare e bere. Si parte sabato 20 con l'apertura degli stand gastronomici e la presentazione ufficiale del palio, da lì ogni giorno un evento fino al gran finale di domenica 28 con la sfilata e la gara trasmesse rigorosamente in diretta su Antenna 3. Mi manca davvero pochissimo, ormai manca una settimana, come si dice noi stiamo facendo il countdown. E il countdown sì, per tutte le cose da preparare, ma soprattutto perché siamo molto trepidanti nel vedere come andranno tutti questi eventi che stiamo organizzando. Vi invitiamo tutti a venire a vedere il nostro palio, la nostra festa, tutta la festa che facciamo e mi auguro che siete in tanti. Appuntamento dunque il 28, domenica 28 ve lo ricorderemo ovviamente, saremo in diretta per raccontarvi il palio del Batar Panoce di Trevignano. Siamo in chiusura, allora vi ricordo il sondaggio, Vannacci deve allearsi con il centrodestra, sì e no, le due opzioni che abbiamo già ricordato, sarà uno, dicevamo, dei temi di cui parlerà Ferdinando Varino questa sera a Ringa a partire dalle 20:45 con i suoi ospiti Gio Formaggio di Futuro Nazionale, il senatore Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, Nicolò Rocco di Azione, Mario Conte, il sindaco di Treviso, Lega ovviamente, e l'onorevole Alessandra Moretti del Partito Democratico Europarlamentare. Questi gli ospiti di Ferdinando Varino a Ringa a partire dalle 20:45. Vi lascio come sempre al meteo, poi c'è Casa Pappagallo, la ricetta del giorno e poi restiamo in tema culinario con il film alle 16:21. Vuoi cucinare con me? Una commedia di Jay Silverman. Grazie per averci seguito, arrivederci.